Buongiorno, sono Mattia Busetti e rappresento la Venis Immobiliare Cera. Oggi abbiamo il piacere di presentarvi due immobili in nostra esclusiva di vendita nel sestiere di Canareggio. L'edificio, realizzato nel 1908, è stato completamente ristrutturato qualche anno fa e si compone di 6 unità, tutte dotate di agibilità. Le prime 4 unità sono già state alienate, mentre gli appartamenti che ci approssimiamo a presentarvi e che restano disponibili sono quelli con le metrature più importanti, situati al terzo e quarto piano. L'edificio si trova a pochi passi da Campo Santi Apostoli e dalla fermata di Cadoro. La zona è ben fornita, ovvero da supermercati, ristoranti, bar e un po' tutto quello che serve alla vita quotidiana. Presterei un po' di attenzione all'ingresso. L'ingresso che è stato rialzato per il problema dell'acqua alta e nello stesso tempo è stato organizzato nel migliore dei modi nel rispetto delle barriere architettoniche. Abbiamo una rampa apribile che ci permette appunto di passare questi 2 gradini, una rampetta in marmo che ci conduce poi all'ascensore. Questo per dirvi che questo edificio, quindi tutti gli alloggi di questo edificio, sono accessibili per qualsiasi persona, diciamo, con difficoltà motorie, da quella che può essere la fermata di Cadoro fino all'ultimo piano. All'ingresso troviamo anche i chiusini per le fosse settiche, con un particolare sistema chiamato sistema vibrante, ovvero si tratta di una sorta di palo, per l'appunto vibrante, che permette di amalgamare e quindi ridurre il volume del refluo, dando così una possibilità maggiore di volumetrica al refluo stesso. Il tutto si traduce con uno svuotamento minore degli anni della fossa settica. Altro punto di forza dello stabile è sicuramente l'ascensore, cosa molto rara purtroppo per la nostra città. Eccoci giunti comodamente al terzo piano, da dove abbiamo l'accesso ai 2 appartamenti che vi stiamo per presentare. L'ingresso è direi abbastanza luminoso, vista la finestra che guarda nei tetti, e ovviamente poi a questo lato abbiamo il vano scale che è stato completamente rifatto con una ringhiera in ferro battuto, direi anche graziosa, e soprattutto i gradini che sono rivestiti in marmo, che gli danno sicuramente un po' quel tocco di eleganza. Eccoci ora al primo appartamento. Prima di iniziare, come nostra consuetudine, diamo uno sguardo alla scheda tecnica. Come già accennato, l'edificio è stato oggetto di un restauro veramente totale. Per restauro totale intendiamo dalle fondazioni al tetto. La precedente struttura, con mura perimetrali in mattoni pieni di laterizio, è stata infatti sostituita completamente da un nuovo telaio centrale portante, ovviamente in acciaio, su cui poggiano i solai di interpiano. Le fondazioni sono state costruite da plinti in cemento armato poggianti su micropali, quindi potete ben capire che non si tratta di un mero restauro, ma proprio di un rifacimento, anche di consolidamento totale dell'edificio. Tutti i 6 appartamenti dello stabile sono dotati di porta blindata, non solo dotata di lama parafreddo, ma di coindentazione maggiorata, sia termica che acustica. Sono dotate di serratura a 4 mandate, sia sopra che sotto. La classe di sicurezza delle porte è una classe terza.
Questo è l'appartamento più piccolo di ben 85 metri quadrati, ma sicuramente ben sfruttati. L'affaccio dell'alloggio dà una classica corte veneziana che, come vedete, è inondata anche questa di sole e luce. Zona living, dove possiamo pensare televisione, divani e magari anche una piccola libreria. Sicuramente questa zona cottura, con già la predisposizione per gli attacchi di lavello, lavatrice e quant'altro, con il pranzo studiato in questo angolo finestrato. Troviamo anche la caldaia, ovviamente di nuova generazione e quindi a condensazione, che ci permette non solo di avere acqua calda continua, ma anche il riscaldamento, che in questo caso lo troviamo a pavimento, tranne che in bagno, dove troviamo invece i classici radiatori riscaldasalviette. L'aria condizionata è stata installata nella controsoffittatura ed è un sistema ad acqua, anch'esso di nuova generazione, ovvero un sistema modulante, quindi sicuramente una volta che l'alloggio arriva nella temperatura preimpostata, la macchina incomincerà a chiudere le valvole, riducendo il consumo d'acqua e quindi anche dei consumi energetici. Per quanto concerne la pavimentazione, troviamo una bellissima pavimentazione alla veneziana con inserti in onice e madreperla. I bagni sono in grès porcellanato, mentre la zona mansardata con parquet. Tutte le aree comuni invece in pietralistica levigata. Ambedue gli alloggi sono dotati di impianto elettrico molto generoso. Qui troviamo il controllo della Clivet per quanto concerne l'aria condizionata e il crono termostato settimanale della Fantini Cosmi. In vari punti è dotato anche di sistema con luci di emergenza in caso di assenza di tensione e predisposizione per l'impianto d'allarme. Questa è la prima camera dell'appartamento che affaccia nella corte esterna, mentre la seconda, che è mansardata, è dotata di ampio velux. Le imposte esterne sono in multistrato marino tinteggiato del classico colore verde veneziano. Gli ottimi inseramenti sono a ben 3 battute con vetrocamera di sicurezza 3+3 caricati a gas argon. Il legno è un lamellare di Lalice, quindi un ottimo legno per il clima nostro veneziano. Eccoci ora nel secondo appartamento. Prima di procedere con la visita darei uno sguardo alla scheda tecnica. Da questa posizione possiamo raggiungere il soggiorno con l'angolo cottura, il bagno che è anche il primo bagno di servizio e la scala che ci dà l'accesso alla zona mansardata delle camere. La scala è di design in ferro, gradini in legno pregiato e soprattutto rapporto tra alzata e pedata che è molto buono. Qui ci troviamo nel secondo appartamento, l'appartamento tra l'altro più grande del complesso ed è quello che affaccia nel Rio e è dotato di altana. Come potete vedere è completamente inondato di aria e sole. Nel soggiorno abbiamo una zona che è predisposta per l'angolo cottura, quindi scarico, acqua calda, acqua fredda e ovviamente gas. Tutto l'impianto elettrico predisposto per le mensole e la parte sotto, quindi lavastoviglie, lavatrice, dipende poi un po' come si vuole organizzare la cucina. Interessante credo anche che siano queste differenze di quote, nel senso che abbiamo un'altezza in questa zona cucina di ben 2,41 m, mentre se ci spostiamo subito dove è stata prevista la parte con televisione, divano, eccetera, al culmine della travatura abbiamo una metratura di circa 4,11 m, quindi non male per questo alloggio che vi stiamo presentando.
al quarto piano, che è la zona mansardata dell'appartamento, dove abbiamo due camere da letto, la master, che è questa, più grande, con Velux e lucernario, e seconda camera più piccina, che la troviamo in questa zona, servizio e piccolo guardaroba. Le due camere sono dotate ovviamente di riscaldamento, ma soprattutto di aria condizionata. Interessanti sono anche tutte le placche delle 503 che sono in pandan con il resto dei colori e dello stile, diciamo, degli alloggi. Come vedete abbiamo termovalvole ai radiatori, nonostante ci siano le diverse temperature regolabili dalla zona notte alla zona giorno, ma perché no, anche i battiscopa seguono una certa linearità che rispecchia la tipologia di restauro. Interessanti sono anche i device della Viticino, che li troviamo non solo all'ingresso dell'appartamento ma anche al quarto piano nella zona notte. Da qui possiamo avere un interfono con il piano sottostante e soprattutto poter aprire la porta e vedere chi si accinge a suonare il campanello senza dover scendere al piano sottostante. In questa seconda camera troviamo due punti luce, una finestra che dà nei tetti e un Velux che è elettrico sia all'apertura che la chiusura oscurante. L'aria condizionata anche qua sopra è canalizzata e troviamo le bocchette qui, come in bagno, come in tutte le altre stanze, che distribuiscono bene l'aria senza avere i soliti antistetici split esterni. Qui ci troviamo nella splendida altana che caratterizza quest'ultimo alloggio. Ovviamente la vista spazia da tutti i tetti veneziani, le cupole e le punte dei campanili che non mancano all'appello. E con questa splendida vista vi ringraziamo per l'attenzione e concludiamo la nostra visita. Per qualsiasi delucidazione rimaniamo a vostra disposizione presso i nostri studi in Campo Santo Stefano.